Maltempo in peggioramento nei comuni rivieraschi, attivati i centri di coordinamento, il Piave osservato speciale nelle prossime ore, il prefetto non c'ha allarme ma i cittadini si tengano informati. Allerta rossa nel Bellunese per l'ondata di maltempo che sta per abbattersi in montagna, timori per le fortissime raffiche di vento dalla notte nelle ore successive. Domani dalle 10 edizione straordinaria su Antenna 3 per seguire l'emergenza maltempo da Venezia alle criticità in montagna fino a rischio fiumi in pianura. La Sugana annuncia una rivoluzione su fronte edilizia in città per favorire residenzialità e negozi di prossimità, tagliati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Segnala ai vigili alcune auto in sosta irregolare, ma gli agenti controllano anche la sua vettura. Usava il pass per disabili della madre cinquantenne Stangato a Treviso. Anche il sindacato pensionati del Veneto a Roma per la manifestazione nazionale al Circo Massimo, in 800 dalla Marca per chiedere una riforma del sistema pensionistico. I loro resti sono stati trovati in questi mesi sul Grappa, ma non avevano sepoltura. Stamane a Crespano una toccante cerimonia per dare il giusto onore ai caduti della Grande Guerra. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e bentrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque il maltempo in peggioramento nelle prossime ore è in primo piano nel nostro telegiornale. In Veneto, l'avete sentito anche e seguito nel TG del Veneto e di Venezia, ci sono 73 squadre di protezione civile allertate, lo ha riferito l'assessore regionale Bottacin. Ovviamente gli occhi sono puntati su Venezia, il picco di nuovo a 160 domani e soprattutto sulla montagna, ne parleremo fra pochissimo, per le criticità che si potrebbero verificare con i danni, con le fortissime raffiche di vento previste questa notte, ma c'è da guardare anche ovviamente ai fiumi nella Marca. Guardare i fiumi significa guardare al Piave, ecco perché ci colleghiamo con il nostro Lucio Zanato che si trova a Ponte di Piave. Lucio. Sì, buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori del telegiornale di Antenna 3. Mi trovo nel centro operativo comunale, nel COC di Ponte di Piave, con il sindaco Paolo Roma. Allora, intanto centro operativo a disposizione dei cittadini, ma soprattutto quali sono le ultime notizie? Sì, aperto da ieri, dalle ore 18 di ieri. Le ultime notizie sono che le portate sono chiaramente stabili, ci sono degli abbassamenti dei livelli di portata, ma sono previste appunto durante la nottata delle precipitazioni abbondanti, i cui effetti eventualmente ci saranno nella giornata di domani mattina. Quindi chiaramente il centro è aperto da ieri sera proprio perché i cittadini che sono stati chiamati e contattati e hanno avuto gli SMS direttamente in base allo svolgimento dell'evento, abbiamo voluto tenerlo comunque aperto proprio perché siamo in questa emergenza che è in costante controllo. Ecco perché il COC serve soprattutto per informare i cittadini e proprio per questo sentiamo subito il prefetto di Treviso che abbiamo avvicinato nel pomeriggio, che parla proprio dell'informazione ai cittadini. Non c'è nessun allarme particolare, però è bene che chi abita soprattutto nelle zone golenali o comunque possono essere lambite in qualche modo dall'acqua si tenga al corrente, segua quelle che sono anche le comunicazioni, la televisione, ma anche eventualmente in molti comuni sono attivati i COC, quindi in qualche modo ci sia questo collegamento diretto anche con le amministrazioni comunali per essere pronti a qualsiasi evenienza, anche se mi sento di dire insomma, che non abbiamo previsioni di particolare allarme. Si parla molto del Piave, ma ad esempio c'è sempre il Monticano che vede la Valcellina e il Friuli è piovuto molto. Ci sono notizie da quel fronte? No, è la stessa cosa, purtroppo come sappiamo in queste circostanze si sconta il fatto che non sono fatte le opere a monte per la laminazione per varie ragioni sulle quali evidentemente io non entro, questo vale per il Piave, vale anche ovviamente per il tagliamento e quindi bisognerà capire quanto piove diciamo, in montagna. I bollettini della regione sono ovviamente inviati con ritmi accentuati rispetto a quella che è la normale programmazione di questi tipi di avvisi e quindi bisogna seguire le cose nel corso della serata di domani. Quindi rimanere informati, tenersi sempre collegati. Assolutamente sì. Ecco appunto, rimanere sempre informati. Allora, l'informazione per quanto riguarda il passaggio dell'acqua del Piave in questo momento a quant'è? Allora, sono 745 dalla traversa di Busche e chiaramente metri cubi al secondo. Ecco, la soglia di attenzione per voi quando è? Quando ci sono i 700 metri cubi ed è per quello che ieri sera abbiamo aperto il COC, abbiamo comunicato alla prefettura e l'abbiamo aperto. Quando è che veramente comincia, diciamo così, a diventare rossa la cosa?
quando chiaramente all'interno di, oltre a questi dati che arrivano dalla traversa di Busche, ci sono la piovosità, c'è lo scirocco, ci sono le maree, quindi una serie di concause, e oltretutto quando inizia a piovere, oltre che qui, anche in montagna, e chiaramente per domani è anche previsto un alzamento delle temperature rispetto a quello che riguarda il fenomeno delle nevicate, quindi chiaramente lo scioglimento della neve. Voi, tutte le persone che sono in Golena, che avete all'interno della Golena, li state controllando, le avete avvertite, insomma le tenete sotto controllo? Sì, anche oggi le abbiamo chiamate dalle ore 16 e successivamente un messaggio alle ore 18 che gli avevamo detto che gli avremmo preventivato quella che sarebbe stata la prospettiva della notte, e poi la mattinata di domani riprenderemo con i messaggi. E noi siamo andati a trovare delle persone che vivono in Golena e che hanno passato veramente una notte in bianco. Sentiamo. Fa già paura il Piave, basta guardarlo qui dalla piana di Campo Solare a Saletto per capire che l'aumento del flusso da ieri sera non fa più dormire chi vive in Golena. Il copione per loro resta quello, a nord aprono le chiuse e dopo 6 ore l'acqua da limpida e tranquilla diventa grigia e minacciosa. Per loro, la gente del Piave, è un avvertimento che non lascia dubbi. Così, già ieri sera, quello che si poteva è già stato portato via o ai piani superiori ed è iniziata l'ennesima angosciosa attesa. Abbiamo passato la notte svegli fino all'1:30 perché avevano previsto la piena per le 2. Quello che mi era rimasto dell'alluvione dell'anno scorso l'ho portata sul giardino davanti. Perché qui a Fagarè, nonostante non fosse la prima volta, brucia ancora l'alluvione dello scorso anno. Una volta che ormai abbiamo preso questa scottata, diciamo, adesso comunque l'ansia c'è sempre, perché questa notte qua comunque chiudere occhio è stata fatica. Questo giovane è nato qui e da un quarto di secolo condivide lo scorrere del Piave. Fuori casa è già pronto l'ultimo trasporto dei tanti già fatti ieri sera. Qua si vede la presa, gli attrezzi di motocoltivatore. Qua abbiamo tirato via tutto, dove c'è un altro deposito, stessa roba qua. Qua è rimasto solo 2 o 3 robette che proprio diciamo dell'ultimo minuto. Portare via il più possibile per non perdere tutto sembra una cosa impossibile nella Marca del secondo millennio, eppure... Questo qua è il livello dove è arrivata l'anno scorso. Questa era una vetrina, una credenza che era in soggiorno, e questo è quello che rimane, legno massello, però più di 24 ore a mollo. E la sua storia si può replicare per tutta la gente della Golena che nonostante tutto non vuole e non può andarsene. Se dovesse succedere qualcosa è che io sto pagando ancora il mutuo, sinceramente non so proprio dove andare a sbattere la testa. E allora non resta che resistere e sperare che lassù in montagna, dove aprono le paratie, si mettano una mano sulla coscienza. Credo che l'anno scorso non l'hanno gestita bene, quest'anno sembra che la stanno gestendo bene perché nonostante che piove l'acqua è ancora dentro nel fiume, nel letto del fiume. Insomma, notte in bianco per la gente che vive in Golena, notte in bianco anche per voi perché il COC rimarrà aperto tutta la notte. Sì, anche questa notte, e ringrazio tutti i dipendenti comunali, i volontari del gruppo ANA, dei Carabinieri in congedo e anche le forze dell'ordine che chiaramente già da ieri sera hanno fatto tutta la notte assieme a noi, unitamente al mio vice sindaco e agli assessori che si sono messi a disposizione. C'è un numero a disposizione per dare informazioni 24 ore su 24? Certo, 0422 858 906, rispondiamo da qui, e in più nel sito del nostro comune www.pontedipiave.com trovate tutti i dati aggiornati con anche le previsioni del CFD e soprattutto anche la diretta con la webcam che abbiamo sul ponte sul Piave. Ecco, detto questo, proprio per capire quali sono le previsioni di pioggia, di maltempo delle prossime ore, abbiamo sentito il generale Giancarlo Iannicelli che dice proprio le ultime con le prossime ore la previsione di pioggia intorno alla mezzanotte, le 2 del mattino, e con questo restituisco la linea allo studio. La situazione è ancora all'insegna di questi flussi di aria instabile, quindi dopo il peggioramento di questa sera, con le piogge che dureranno per la notte e per domani mattina, poi finalmente un miglioramento, quindi una nuvolosità variabile, anche qualche schiarita, ma come dire, la situazione non è guarita perché poi lunedì piccola pausa, ancora con possibilità di qualche isolata precipitazione, in attesa del passaggio di un nuovo sistema perturbato nella giornata di martedì, dove quando le piogge saranno più diffuse. Le temperature al di sopra della media, aria umida, quindi le precipitazioni nevose sono oltre i 1200-1300 metri, comunque si tratta ancora di neve molto umida, molto pesante, quindi particolarmente fastidiosa. Dobbiamo aspettarci un ingrossamento dei canali quindi? Si aggiunge altra pioggia, quindi è chiaro che ormai anche il terreno è intriso di acqua, quindi la possibilità di assorbire diventa sempre minore.
Queste dunque le ultime previsioni, grazie a Lucio Zanato e al sindaco Paola Roma. E poi c'è il fronte montagna, dove c'è l'allerta rossa confermata dalla tarda serata di oggi fino a domani pomeriggio, tante piogge e fortissime raffiche di vento. Non c'è spazio per le interpretazioni, l'ultimo aggiornamento del bollettino di ARPA è chiarissimo, già da questa sera e fino a domani pomeriggio nel Bellunese il tempo sarà spiccatamente perturbato, con piogge molto abbondanti, fino a 140 mm in Agordino, 120 in Cadore, innalzamento dello zero termico e quindi della quota neve oltre i 2000 metri e venti di scirocco da forti a molto forti in quota, uno scenario da tregenda dopo la tregua di oggi. Questo quindi ci impone di non abbassare assolutamente l'attenzione, anzi di mantenere un livello di guardia molto alto, sperando che ovviamente queste precipitazioni non determinino poi danni gravissimi. Così il prefetto di Belluno al termine del tavolo tecnico a Palazzo dei Rettori, che ha riunito i rappresentanti della grande macchina della protezione civile in stretto coordinamento con l'unità di crisi della regione. Già ieri, imprevedibile e circoscritto al centro di Feltre, il vento fortissimo ha causato lo scoperchiamento del tetto di un fabbricato in via Panoramica che è volato sulla sede stradale e ha colpito un'auto in transito. Il primo bilancio della giornata da allerta rossa nel Bellunese racconta di danni fortunatamente contenuti. I problemi più importanti ieri sera da Auronzo lungo la strada tra Palù San Marco e Misurina, bloccata da alberi che hanno interrotto la carreggiata stracolma di neve. Per tutta la notte hanno lavorato vigili del fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Misurina è rimasta isolata fino a questa mattina. È passata tranquilla la nottata in Alpago, dove è alta l'attenzione per la frana di Schiucaz, mentre preoccupazione destano i circa 800 metri cubi di materiale di una nuova quanto prevedibile frana che si è messa in moto a Plois dal Pago. Lì il fronte di scavo dei contestati lavori di realizzazione della variante che collega l'abitato con Pieve dal Pago, sconsigliati dal professor Dal Paus che aveva suggerito di non tagliare il versante, ha creato dapprima frane superficiali e stanotte una fessura a 15 metri dalla strada. Alla luce dello scenario previsionale non c'è da stare allegri, tutt'altro. Raccomandazioni per la giornata di domani vengono rivolte anche a chi intende spostarsi. Chi viene qui in provincia o chi si sposta verso la parte nord della provincia, che poi è quella maggiormente interessata questa volta dai fenomeni temporaleschi e dalle raffiche di vento, che usasse tutte le cautele del caso. Avete sentito anche il prefetto di Treviso prima, tenersi informati è fondamentale, noi vi terremo come sempre informati ora dopo ora, minuto dopo minuto, perché domani dalle 10 una nuova edizione straordinaria per raccontarvi i probabili effetti di un'emergenza maltempo. E allora dal nuovo picco di acqua alta a Venezia, 160 cm previsto per mezzogiorno, ma poi soprattutto anche quello che potrebbe accadere in montagna questa notte, l'effetto poi sui grandi fiumi. Da domani comunque dalle 10, se volete tenervi informati su quello che accade, sintonizzatevi su Antenna 3, come avete fatto anche in tantissimi in questi giorni in cui abbiamo raccontato con le nostre maratone quanto accadeva a Venezia. Domani il fronte si amplia anche ad altre zone, da domani dalle 10. A proposito di Venezia e dei drammatici giorni che abbiamo raccontato per l'acqua alta, non c'è solo il canale istituzionale della solidarietà, lo vedete sempre in sovraimpressione, il conto corrente attivato dal Comune di Venezia, ma tanti anche che si sono mossi singolarmente, come un elettricista di paese che è anche consigliere comunale, che non ci ha pensato due volte e che è andato ad aiutare. È scattata una voglia di solidarietà, di aiutare chi è sicuramente in difficoltà e ha più bisogno. Quando ha visto le immagini di Venezia sommersa dall'acqua alta e sentito che c'era la necessità di elettricisti per ripristinare gli impianti di ristoranti e negozi, non ha avuto dubbi. Ha interrotto per qualche giorno la sua normale attività ed è partito per il centro storico lagunare. Danilo Mazzone, 50 anni di paese, nella vita fa l'elettricista, solitamente nella Marca Trevigiana, ma negli ultimi giorni il suo lavoro si è spostato tra le calli veneziane. Una situazione veramente drammatica. Luci spente in tantissimi locali, gente disperata, imprenditori che erano veramente con le lacrime agli occhi, quindi quando ha visto me e tutta la gente come me gli si è riempito il cuore. Da 3 giorni fa la spola tra Treviso e Venezia, finora ha aiutato a riportare la situazione per quanto possibile alla normalità in un ristorante, in un bar, in un tabacchi. Anche questa mattina era all'opera in zona Rialto. Anche qui abbiamo avuto un sacco di danni per quanto riguarda tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche, POS, computer, TV, frigo,
un sacco di malanni, abbiamo semplicemente ripristinato per quanto possibile. Ringrazio gli angeli volontari. Come me, dice Danilo, ci sono tantissime altre persone che stanno aiutando in queste drammatiche ore. Io ho visto tanti ragazzi bussare sulla porta dei negozi per chiedere se c'era bisogno di qualsiasi aiuto, quindi pulire, togliere, piuttosto che buttare fuori l'acqua e quant'altro. Tanta solidarietà, sì, tanta. Danilo Mazzone, consigliere comunale a Paese, è stato ringraziato su Facebook dal sindaco Katia Uberti, ma lui minimizza: non ho fatto nulla di straordinario. Complimenti dunque a questo elettricista che si è portato a Venezia per dare una mano. Adesso a Treviso per parlare di una importante rivoluzione sul fronte dell'edilizia in città. L'annuncio è di Casugana. Credo che questo sia un'azione importante per dare un'ulteriore spinta a una città che già sta crescendo molto. Uno sconto del 30% sugli oneri di urbanizzazione a chi vorrà recuperare o riqualificare immobili all'interno del territorio comunale a fini residenziali. Riduzione di 1/3 degli oneri anche per locali a uso commerciale fino a 250 metri quadrati di superficie. La giunta di Casugana inverte la rotta degli ultimi anni e dà un taglio alla tassazione legata all'edilizia, quella però che interesserà edifici già esistenti, disincentivando di fatto le nuove costruzioni. È un'iniziativa importante e vorrei dire anche epocale, che dà un infinita numero di risposte a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Tante volte lì si sente parlare dei buchi neri, dei costi, degli oneri molto alti, dei troppi centri commerciali, del troppo cemento, e credo che con questa delibera abbiamo messo insieme tutta una serie di necessità. Favorendo quello che è l'utilizzo degli oneri per riqualificazione, quindi la loro riduzione, si favorirà il recupero dell'esistente e questo soprattutto avverrà, siamo sicuri, nei quartieri. Treviso aveva finora oneri elevatissimi, tra i più alti in Veneto se non in Italia. Per attirare residenti e incentivare i negozi di prossimità, ecco il provvedimento che dovrebbe entrare in vigore da gennaio 2020. È nell'ottica rigenerativa, è nell'ottica funzionale alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, al non consumo di suolo. È atta a favorire appunto la residenzialità e la riqualificazione anche sia del patrimonio e l'inserimento di nuove potenzialità edificatorie all'interno dell'intero tessuto del territorio comunale. Nessun limite di superficie per la residenzialità. Dello sconto potranno usufruire anche le operazioni di recupero dei cosiddetti buchi neri della città, come ad esempio l'ex questura. Di contro gli oneri saranno maggiorati del 30% in caso a far richieste siano strutture commerciali oltre i 2.500 metri quadrati, a cui si preferiranno dunque i negozi di prossimità. A fronte di nuova residenza, a fronte di nuove attività commerciali, dobbiamo assolutamente investire in mobilità alternativa, incentivando l'utilizzo della bicicletta attraverso una rete di piste ciclabili come la ciclopolitana e investendo molto anche nel servizio pubblico. Pochissimi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta, ripartiamo da due notizie di cronaca. La prima da Ponzano Veneto, paura la scorsa notte in via Roma, dove un furgone posteggiato all'interno di un cortile di un'abitazione ha preso fuoco, è rimasto distrutto dal rogo, allarme tra il vicinato, immediatamente allertati i vigili del fuoco che in breve tempo hanno avuto ragione delle fiamme. Questo non è bastato però a salvare il mezzo. Distrutto appunto dal rogo, è ancora poco chiare le cause di questo innesco dell'incendio. La seconda invece è una notizia singolare, riguarda un autista di un'azienda di trasporti che ha chiamato ieri mattina in centro a Treviso, è un cinquantenne residente a Roncade, ha chiamato i vigili urbani perché l'autobus da lui condotto non riusciva a transitare su una strada dove erano parcheggiate in modo irregolare alcune autovetture. Bene, gli agenti sono intervenuti, hanno sanzionato le auto in sosta vietata, però poco più tardi gli operatori della polizia locale hanno rinvenuto anche un'autovettura che sostava su un parcheggio per disabili con esposto un regolare pass. Peccato però che la titolare del permesso fosse tranquillamente a casa sua, a Roncade, e coincidenza vuole che il proprietario della vettura che esponeva questo pass ma che non poteva usarlo era proprio l'autista dell'autobus che aveva chiamato i vigili, che quindi è stato multato e stangato. La signora che doveva usare il pass, un'anziana di 80 anni, era comodamente a casa sua e ignara di tutto quello che era successo. Davvero singolare. Adesso invece
la protesta anche dei pensionati veneti a Roma. Oggi c'era la manifestazione, c'erano anche 800 da Treviso. Invisibili no. Questo è il titolo scelto per la manifestazione nazionale dei pensionati al Circo Massimo di Roma. La richiesta al governo è quella di una riforma delle pensioni che passi attraverso un tavolo di confronto che i sindacati CGIL, CISL e UIL chiedono si apra più presto. In 800 sono arrivati nella capitale dalla Marca trevigiana. A sostegno della piattaforma presentata al governo, ovviamente nella piattaforma noi chiediamo al governo che ci sia una giusta rimodulazione della perequazione sulle pensioni e soprattutto che ci sia un impegno preciso per la legge sulla non autosufficienza. Al centro della manifestazione la lotta per il lavoro che è, spiega Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, la condizione per uno Stato sociale che garantisca tutti. Perché la garanzia maggiore delle pensioni è che tutte le persone possano lavorare. Se c'è la disoccupazione, se salta il sistema industriale, salta anche il sistema sociale. Riconoscere il ruolo dei pensionati e garantire un futuro lavorativo alle nuove generazioni. La piazza di oggi, ha sottolineato il segretario generale della CISL, Anna Maria Furlan, è la piazza dell'alleanza tra giovani e anziani. Gli uomini e le donne che hanno costruito questo nostro paese dopo il dopoguerra con tanto lavoro sono fortemente alleati ai nostri giovani che il lavoro lo cercano. Erano colpevolmente e senza sepoltura oggi a Pieve del Grappa gli giusti onori a 13 caduti della Grande Guerra. Un duomo gremito a Crespano di Pieve del Grappa per l'ultimo saluto ai 13 soldati morti sul Grappa durante la Prima Guerra Mondiale, i cui resti sono stati riconsegnati da quel monte sacro perché abbiano degna sepoltura. 13 eroi italiani e austriaci custoditi in 8 urne ricoperte dalle bandiere della loro patria, quella patria cui hanno dato la vita più di 100 anni fa. A portarli con il cuore gonfio di orgoglio e gratitudine 4 alpini e 4 fanti che da Palazzo Reale hanno sfilato sino all'interno della chiesa. Autorità militari e civili, alpini, fanti, esercito, associazioni di combattenti e reduci, ma c'erano anche tante persone comuni e i giovani delle scuole, un'intera comunità unita più che mai, compatta per dare il degno onore ai caduti, quei caduti nemici in trincea, oggi stretti in un abbraccio di fratellanza. Generale, nessuno muore finché sarà ricordato, ha detto. Certo, nessuno muore finché sarà ricordato, è stato un piacere aver visto tante scolaresche, tanti ragazzi sia delle elementari che le medie, perché sono il nostro futuro e sul loro futuro è appoggiata la memoria. È stato un grande onore, un dovere essere qui oggi per rendere il giusto onore a questi uomini che dopo 100 anni ritornano alle loro famiglie. Vogliamo pensare che siano ritornati oggi alle loro famiglie e con i loro commilitoni dopo 100 anni in cui sono stati dimenticati. Come se si chiudesse un cerchio, come se le energie delle anime di questi 13 giovani soldati annientati dall'orrore e dall'inutilità di una guerra definita un massacro, un carnaio, dopo un secolo in cui hanno fluttuato in cerca di riposo, oggi potessero finalmente trovare una forma e un senso, chiudere gli occhi e sentirsi cullati dalle braccia di tutte le mamme, di tutti i fratelli, di tutti i padri che hanno perso un figlio, un amico in guerra, custoditi dalla Madonnina del Grappa. La cosa importante e bella è che questo Duomo aveva ospitato la Madonnina ferita durante il primo conflitto e chiaramente qui, prima di salire al fronte, i nostri soldati venivano per fare una preghiera, per affidare le loro vite, le loro pensieri, le loro famiglie. E idealmente è bello che siano ritornati qui ad essere salutati dallo stesso altare, dalla stessa Madonnina. La Madonnina del Grappa continuerà a vegliare su di loro perché è là che ora sono stati portati su quella cima, teatro di orrori e stragi 100 anni fa, oggi simbolo di unità e di pace. Abbiamo anticipata parlando del maltempo, riapriamo la pagina delle notizie dal Bellunese.
E allora non sono buone notizie quelle sul fronte del lavoro, perché è definitivo, la ferale notizia è arrivata, Wanbao ACC chiude, scatta subito la protesta. Time out, tempo scaduto, semmai i cinesi l'avessero preso in considerazione, le risorse si sono praticamente esaurite, a febbraio si chiude, ha detto l'amministratore unico Wu Ben-ming ai rappresentanti dell'RSU venerdì pomeriggio, e subito è scattato lo sciopero, 4 ore nel turno dalle 18 alle 22 e altrettante nella fascia di lavoro notturna. Una tragedia per i 290 dipendenti, perché stavolta il capolinea di ACC Wanbao è proprio alle porte. Immediata la condanna senza mezzi termini dell'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Cinesi scorretti e inaffidabili, che se ne vadano pure, nessuno li trattiene, ha comunicato in una nota da Palazzo Balbi. Esigo, continua Donazzan, anche a nome delle istituzioni del territorio, che ci mettano nelle condizioni, a patto di saperlo fare, di valorizzare una realtà produttiva quale quella di Melle, che rispetto al contesto produttivo regionale, nazionale e internazionale ha ancora molto da dire. Il management di Wanbao, insomma, non ha fatto retromarcia, non ha cambiato atteggiamento, neppure a fronte di un impegno definito al tavolo ministeriale di trovare possibili acquirenti. Ai cinesi non è andato giù l'imposizione di affiancare ai loro consulenti Maurizio Castro, il commissario straordinario su cui è riposta una fiducia bipartisan, istituzionale e sindacale, a cui il Mise ha chiesto di vigilare sull'azione della società individuata da Wanbao per la ricerca di società disposte a subentrare nella gestione dello stabilimento di Mel. E i tempi sono stretti. Quello che si sa da fonti interne alla fabbrica è che il disimpegno di Wanbao è totale, dato che non sarebbero stati caricati gli ordini per il 2020 e Electrolux, principale cliente dei compressori prodotti in Valbelluna, potrebbe già aver rivolto il proprio sguardo altrove. Con le dovute proporzioni siamo di fronte all'Ilva della provincia di Belluno, dice Stefano Bona, segretario di FIOM CGL Belluno. Martedì si riunirà il comitato socio-istituzionale, mentre potrebbe essere anticipato il tavolo al Mise previsto per la metà di dicembre. La Regione Veneto, ha annunciato l'assessore Donazzan, è pronta a supportare ogni iniziativa governativa per mandare un messaggio chiaro alla multinazionale cinese e alla municipalità di Guangzhou, affinché comprendano che questo non è il comportamento corretto con il quale approcciarsi a buone relazioni economiche e produttive con il nostro territorio. Un monito che varrà anche su altre ipotetiche iniziative di collaborazione, a partire dall'Interporto di Padova. È davvero tutto per questa edizione, vi ricordo domani dalle 10 la nostra edizione straordinaria, seguiremo ciò che accade a Venezia, il picco a 160 cm alle 12.30, ciò che accade in montagna, ciò che accade anche nei territori vicini ai grandi fiumi. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Domenica 17 novembre ancora con tempo instabile sul nostro territorio, ma diamo uno sguardo più approfondito alla situazione. Sul Veneto piogge e rovesci a carattere sparso, tuttavia vedete non si esclude in giornata anche qualche pausa maggiormente asciutta, a tratti anche soleggiata. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 12 e 16 gradi. Condizioni instabili anche sul Friuli Venezia Giulia, non cambia infatti la situazione, anche qui avremo qualche precipitazione sparsa, non mancheranno dei momenti proprio asciutti. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime tra 15 e 16 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Trentino Alto Adige, con qualche pioggia intervallata da maggiori schiarite. Temperature minime sui 4 gradi, massime sugli 8 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.